Dal Palacesaroni è quasi tutto pronto per l'inizio del match, con proprio Vinicius Sardella pronto ad inaugurare per l'Eco City, che dunque avrà a disposizione il primo possesso della gara. Fischio che arriva proprio adesso. C'è stata l'attesa, la 19ª giornata della Serie B di Futsal Girone F, appena cominciata per Eco City ed AP Calcio a 5. Subito Sardella prova ad inventare per Miserina, provvidenziale subito l'uscita fuori dalla propria porta da parte di Costigliola. Alto, rinvio di Ciarla, prova ad andare su Sardella, la cieca, gira verso Miserina che spreca tutto mandando alto. Pronto Bassani ad incaricarsene, andando a toccare per Ciarla, direttamente il lancio lungo verso Sardella. Si impone fisicamente, prova a rientrare sul mancino, la conclusione di Sardella che trova il gol all'esordio casalingo. 1-0 così all'8º di gioco. Celeschi Gomez prova a spuntarla, va sul destro, conclusione improvvisa che colpisce solo il palo, sfortunato qui il numero 14. Bassani per Velasquez, buono il pallone su Mariani che trova e cerca e trova uno scarico, lo trova su Bassani, quindi Velasquez, nuovamente Menini, ancora su Velasquez, attenzione, ottimo pallone per Velasquez che ce l'ha sul destro, lo scaglia con molta potenza, non riesce però a trovare la porta per una questione di millimetri, il suo destro sfiora il palo sinistro e termina fuori. Non è sferrato con la giusta precisione. Iniziano ad arrivare gli applausi per questa prima frazione di gara che si conclude in questo momento. Arrivano i due fischi da parte del direttore di gara. Fine primo tempo di Eco City Cisterna AP Calcio a 5, 1-0 per i padroni di casa. Il gol all'8º di gioco di Vinicius Sardella. Si attende solo il fischio da parte del direttore di gara, che arriva in questo momento il secondo tempo di Eco City Cisterna AP Calcio a 5, appena cominciato, che riesce a farsi trovare preparato, quindi Velasquez a battere il corner per Sardella, controllo e mancino all'angolino, fa il 2-0 e la propria doppietta personale al secondo minuto della ripresa. Vinicius Sardella. Chinchio manda il pallone in fallo laterale, può insistere la formazione ospite, attenzione, ottimo l'intervento di Dirisio che resiste due volte all'intervento degli avversari, poi va a calciare Dirisio, questo gol è tutto suo, il 3-0 dell'Eco City al 4º minuto del secondo tempo, la firma è di Dirisio per Celeschi Gomez, quindi Lamsaia. Donato lascia scorrere, ora servito da Celeschi Gomez, prova ad affrontare Sardella che gli chiude la porta però costringendola ad arretrare. Il pallone per Lamskaya, ancora il numero 10 a puntare Sardella, riesce in qualche modo a far filtrare la conclusione, sul quale si fa trovare impreparato Chinchio. Mancino che si insacca, Bonato fa il 3-1 al 7º minuto di gara del secondo tempo. Luis Paolo riesce a far filtrare sotto le gambe per De Crescenzo, spalle alla porta, la fa uscire molto bene il pallone che arriva a Celeschi Gomez, prova ad andare a costruirsi il tiro ma gliela portano via, attenzione a Menini, il contropiede, Menini non riesce a beffare l'estremo difensore, attenzione che siamo già dall'altra parte con De Crescenzo, pallone per Bonato, la difesa che si è rischierata, tutto pronto o quasi per la battuta del corner con De Crescenzo, arriva la conclusione deviata di Lamskaya da parte di Dirisio, attenzione perché la gara si riapre 3-2 a 10 minuti dal termine della gara, il gol di Lamskaya che concede solo il corner agli avversari. De Crescenzo ancora per Celeschi Gomez, ma come calcia il numero 14, meraviglioso il destro, si fa trovare ancora una volta pronto Chinchio. Menini batte verso Velasquez, c'è Bassani ad aiutare sulla destra, poi pallone per Sardella, spalle alla porta, Caetani regolarmente, quindi il pallone per De Crescenzo che riesce a fare centro, rimonta completata, il 3-3 della P Calcio a 5, arriva al 17° di gioco. Caetano, tocco arretrato per Bonato
100 secondi o poco più al termine della gara. Sceleschi Gomez, punta di Risio, poi il pallone dentro! Luis Paolo Gaetano, la rimonta è completata, 4-3 per l'AP Calcio a 5 al 18° di gara. Comunque Costigliola può andare al rinvio profondo, Bazzani di testa, poi il pallone prolungato, può farlo suo, nuovamente Costigliola che va dentro ma non c'è più tempo. Finisce qui, 3 fischi del direttore di gara sanciscono il termine del match. Una rimonta straordinaria della PIC Calcio a 5 sull'Eco City da 3-0 a 3-4 e i 3 punti per la squadra campana. Allora, partita conclusa, siamo qui con Vinicius Sardella, gara che è iniziata come meglio non poteva, alla fine però avete perso, come mai? È una partita che dall'inizio abbiamo lavorato perché sapevamo che era una partita difficile, eravamo in pochi grandi, pochi giocatori, venivamo da una partita tanto dura di martedì scorso, loro hanno una buona squadra e abbiamo dato tutto, purtroppo con l'amaro in bocca di perdere una partita che eravamo 3-0 per noi, lasciare finire 4-3 è dura, è difficile. Secondo te la colpa, il motivo che vi ha fatto perdere è da attribuire ad una questione mentale o a una questione tecnico-tattica? Niente, la questione mentale abbiamo dimostrato, secondo me anche deve valorizzare l'altra squadra, hanno fatto un bel secondo tempo e hanno approfittato della nostra stanchezza un po' e hanno girato la partita. E allora, diciamo che a parte la sconfitta tu il tuo l'hai fatto, insomma sei stato ingaggiato per fare gol, oggi nella tua gara d'esordio in casa ne hai fatti 2, ti trovi bene con la squadra, c'è sintonia? Sì, certo mi trovo molto bene con la squadra, ma i gol per me non è che sono importanti, preferivo non fare niente, non fare un gol e vincere questa partita. Importanti sono i 3 punti, però purtroppo non abbiamo raccolto. Giusto. No, l'ultima cosa che vorrei chiederti è questo risultato, soprattutto per come è maturato, rischia di andare a scoraggiare la squadra nel perseguire i suoi obiettivi. C'è comunque rispetto appunto agli obiettivi che vi siete posti, c'è ottimismo, quali sono le sensazioni? No, siamo sempre ottimisti, gli obiettivi sono fissati, dobbiamo lottare per quello. No, qua dentro la società, dentro la squadra non c'è quel dispiacere, la speranza è sempre la fiducia di arrivare ai playoff e vincere i playoff. E allora, per me va bene così, rinnovo i miei complimenti ed un saluto a Vinicius Sardella dell'Eco City Cisterna.